Nord-est rovente, temperature percepite oltre i 45 gradi, a Padova è caldo record 5 in ospedale, a Verona per colpi di calore, siccità, Veneto e altre 10 regioni verso lo stato di calamità. Un raptus per la polizia dietro all'omicidio di Nadia Orlando, la 21enne strangolata dal fidanzato. Francesco Mazzega a Udine, mi vergogno, ha detto agli agenti, il padre è sempre stato un bravo ragazzo. Si schiantra contro un palo con la moto da cross a Malo, nel Vicentino perde la vita un ragazzo di appena 19 anni, la tragedia nella notte. Luca Dircetti si è spento all'ospedale San Bortolo. Appello sui social network della sorella di una ragazza di neppure 20 anni di Albignasego, di lei non si hanno più notizie da sabato quando è andata al mare con il fidanzatino. Shock in pediatria a Padova, dal soffitto della terapia intensiva cade un topo, il sindaco Giordani prende tempo, bisogna aspettare dopo l'estate, dice, per riparlarle del nuovo ospedale. Il 6 al Superenalotto da 77 milioni di euro, Carle si è svegliata con un nuovo multimilionario, dalla tabaccheria Fortunata dicono speriamo che sia un Carlotto e che si ricordi di noi. La provocazione, biciclette in A4 in segno di solidarietà al poliziotto sospeso dal servizio per aver insultato un migrante che girava in bici sulla Torino-Bardonecchia. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneta dei nostri telegiornali. Lo avete sentito in primo piano, l'allarme caldo in tutta la regione, temperature da record che non inizieranno a scendere se non nel fine settimana. Un'eccezionale ondata di caldo afoso continua ad assediare il Veneto, tanto che l'intero sistema territoriale e ospedaliero regionale è stato attivato per fronteggiare l'assistenza alle persone che dovessero accusare malori o aggravamenti di patologie pregresse. Ma le conseguenze sulle persone non sono le sole. Proprio in queste ore, ad esempio, il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina ha annunciato la disponibilità del governo a rispondere a quelle regioni, tra cui la nostra, che si apprestano a chiedere lo stato di calamità a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche di questa estate. Le temperature di questi giorni sono più alte rispetto alle medie stagionali? Sono molto più alte rispetto alla norma di questo periodo, tendenzialmente siamo 4-5 gradi per quanto riguarda i valori notturni e 6-7 gradi per quanto riguarda i valori diurni. Non in tutte le zone, ma in certe zone sicuramente verrà battuto qualche record. Quanto ci manca per arrivare al record? Pochi decimi di grado. La temperatura record che noi abbiamo rilevato nella provincia di Padova è stata rilevata appunto a Galzignano Terme ed è di 40.3, verificatasi nel 2012. E ieri, cioè lunedì, siamo arrivati a quasi un grado sotto, quindi probabilmente oggi o domani supereremo questa temperatura. Per quello che riguarda invece il resto del Veneto, dov'è che si sta peggio? Tendenzialmente le zone più disagevoli sono la zona di pianura tra Padova, Rovigo e Verona, cioè quelle che sono più distanti sia dalle brezze di mare, che hanno un po' di effetto mitigatrice, sia dalle brezze di montagna, che anche queste mitigano un po'. Proprio a Rovigo l'ARPAV registra oggi una massima di 37 gradi, con qualche grado in meno. Questa è comunque la situazione dell'intera regione e bisogna anche considerare come la percezione delle temperature sia spesso notevolmente innalzata dall'umidità. Purtroppo la morsa di caldo non accennerà a diminuire se non nel fine settimana, ma all'orizzonte potrebbe esserci un altro pericolo. Quando siamo in una situazione estrema, come lo è in questo caso, la natura poi tende a riportare una situazione di equilibrio e evidentemente anche i fenomeni che tendono a portare l'equilibrio saranno estremi. Quindi è ragionevole aspettarsi rovesci, forti temporali, grandinate e raffiche di vento. Dunque, lo avete sentito, temperature ben al di sopra della norma della media stagionale. A Treviso oggi sono registrati 36 gradi, ma la temperatura percepita ha superato i 45 gradi e in città si cerca refrigerio in ogni modo. Persino i piccioni in questa giornata di caldo da bollino rosso cercano refrigerio con le zampette in ammollo nelle fontane cittadine. Fontane prese d'assalto anche da trevigiani e turisti. Gli
esperti lo avevano annunciato, quella di oggi sarebbe stata la prima giornata davvero bollente. Colonnine di mercurio ben oltre i 35 gradi. E guardate questa immagine, nessun fotomontaggio, è il termometro immortalato da un nostro telespettatore di Nervesa della Battaglia. Alle 14:51 la temperatura rilevata era di 46 gradi. A Treviso città non si sono toccate punte così alte, ma il caldo si è fatto comunque sentire. Per chi passeggiava in centro, quasi obbligatoria una bottiglietta d'acqua in mano alla ricerca di un po' di refrigerio. Troppo caldo. Cercare anche un po' d'aria e magari dentro i bar, i negozi, aria condizionata, rispetto a stare sotto il sole si muore. C'è poi chi la prende con filosofia. Non è il massimo questo caldo afoso, però meglio il caldo che il freddo. E sono 11 al momento le regioni che si apprestano a richiedere lo stato di calamità a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche, e tra queste ovviamente c'è il Veneto. Siamo pronti a rispondere con tempestività, assicurando l'attivazione degli strumenti del Fondo di Solidarietà Nazionale, ha detto il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina in audizione in Commissione Ambiente alla Camera, aggiungendo poi dati sul piano investimenti previsto. Grazie ad un accordo in via di perfezionamento con la Commissione UE abbiamo stabilito un aumento degli anticipi dei fondi europei di circa 700 milioni di euro per infrastrutture irrigue, portandoli a 2,3 miliardi. È necessario, ha concluso il Ministro, mettere in campo un mix di interventi per fronteggiare la scarsità d'acqua che si ripercuote con grande impatto su diverse attività. Ed ora la cronaca con il brutale omicidio di Nadia Orlando, la 21enne friulana uccisa dal fidanzato Francesco Mazzega, che ha girato tutta la notte con il corpo della ragazza in auto, arrivando anche oltre confine, fino in Slovenia, prima di decidersi a costituirsi. Mi vergogno, la mia vita è finita. Le parole sono quelle di Francesco Mazzega, il 36enne di Spilimbergo, che ha ucciso la fidanzata e collega di lavoro Nadia Orlando, 21 anni appena, di Dignano, perché lei voleva lasciarlo. Ha vagato tutta la notte con il corpo della ragazza in macchina, Francesco, finché alle 9 del mattino, ieri, non si è presentato alla polizia stradale di Palmanova. Temo di aver commesso un omicidio, ha detto. In macchina Nadia, morta da ore, strangolata al culmine di una violenta lite. Un raptus per la polizia, che ha arrestato il 36enne con l'accusa di omicidio volontario. Stavano insieme da un anno, entrambi i dipendenti della Lima di San Daniele del Friuli. Lui l'aveva presentata alla famiglia. Una zia parla di una coppia felice. Francesco, dice, non aveva mai dato segni di disagio. Ma Nadia, quel fidanzato di 15 anni più grande, voleva lasciarlo. Lo aveva detto anche alla mamma. Lui voleva cercare casa, andare a vivere insieme a lei, giovanissima e piena di interessi. E la ragazza non se la sentiva, voleva troncare. Il resto è l'orrore che ha scosso nuovamente il nord-est. Musile di Piave, Trento, Udine. Quello di Nadia è il terzo femminicidio in poco più di una settimana. Il sindaco di Dignano, Riccardo Zuccolo, ha indetto per il giorno dei funerali il lutto cittadino. Andiamo a Vicenza, Campo Marzo, dove è partito il giro di vite, controllati immigrati e sequestrata sostanza stupefacente, ma la situazione rimane incandescente. Campo Marzo è giro di vite. Da Palazzo le autorità cittadine annunciano le nuove misure per combattere degrado e spaccio. Sul campo le forze dell'ordine dalle 13 alle 24 erano concentrate proprio nel grande giardino porta di accesso alla città. Alle volanti della questura Berica si sono aggiunti i rinforzi, una gazzella dei carabinieri e un'unità cinofila. Abbiamo fatto dei controlli in Campo Marzo, sequestrando quasi un etto di sostanza stupefacente occultata in vari punti del parco. Abbiamo controllato poi un'ottantina di persone. Una sorta di censimento di chi è in regola e chi no, di chi ha diritto di restare e chi ha esaurito tutte le possibilità di rimanere e quindi destinato all'espulsione. Di queste persone 5 sono state poi accompagnate in questura, essendo stranieri senza titolo di soggiorno per rimanere in Italia, e adesso la loro posizione al vaglio dell'ufficio immigrazione che sta istruendo le pratiche di espulsione. Rafforzamento dei controlli, più uomini in servizio, ma intanto a Campo Marzo si susseguono le situazioni che sono al limite. Si sfiorano le risse, come ieri con un rumeno 23enne alterato da alcol e forse sostanze stupefacenti che si scaglia contro un nordafricano. Intervengono le forze dell'ordine, 2 agenti rimangono feriti. Il giovane nel bagagliaio dell'auto parcheggiata in Campo Marzo
nasconde una mazza da baseball, forse è pronto ad usarla. Il 23enne, con una lunga fedina penale, è arrestato. Varie le accuse, da resistenza a violenze a lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Processato per direttissima, è stato condannato a 6 mesi e 20 giorni, ma è già in libertà. Discussioni, parole che volano e subito si passa ai fatti. Una bottiglia rotta ad hoc diventa un'arma pronta a squarciare pance, tagliare braccia. Immigrati che nascondono droga, come il nigeriano con regolare permesso di soggiorno rilasciato l'anno scorso, bloccato dalla polizia municipale alle 10 del mattino mentre cercava di nascondere 21 involucri di eroina. Campomarzo ancora terra di nessuno, non sarà certo un dispositivo, anche in forza, a riportare da solo l'ordine. Anche a Venezia, in piazza San Marco, insieme ai continui episodi di maleducazione e di degrado, continuano le risse tra venditori abusivi e così proprio in piazza San Marco arriveranno i nuovi guardiani a tutela della città. Eccoli, sono i 29 nuovi vigili stagionali, tra i quali 5 le donne che tra una settimana esatta prenderanno servizio in piazza San Marco. Accanto a loro torneranno anche i Guardians, i 15 guardiani detti anche gli angeli del decoro del territorio, vista la rinnovata convenzione con l'associazione Piazza San Marco. Tutti impiegati nel servizio di pattugliamento antidegrado che decollerà appunto da piazza San Marco, luogo vilipeso da venditori ambulanti abusivi e da turisti purtroppo spesso poco educati. Oggi pomeriggio l'annuncio da Cafarsetti. Fa parte di quel piano che prevede l'assunzione di altri 70 vigili a fine mese, che invece saranno a tempo indeterminato, e inoltre abbiamo anche annunciato che proseguiremo in questo caso con risorse a carico del bilancio del Comune di Venezia, ecco qui la mia funzione, anche la collaborazione con l'associazione Piazza San Marco per quanto riguarda i Guardians, che era un'esperienza che l'associazione aveva già portato avanti negli anni passati. Ecco, alla maleducazione si può ovviare con la repressione a questo punto? Purtroppo bisogna, nel senso che la maleducazione a volte prevede solo e unicamente il fatto di violare sanzioni e di essere, diciamo così, tra virgolette, più cattivi. I nuovi agenti di polizia locale faranno parte entro la fine del mese del gruppo che verrà integrato con l'assunzione di nuovi 70 agenti a tempo indeterminato con contratto di formazione e lavoro. Quello che a noi preme è che il cittadino deve collaborare con noi, piuttosto che fare la foto e postarla sul social, dovrebbe avvertire la nostra centrale operativa che è H24 in modo di farci intervenire e riuscire a Restiamo a Venezia perché poche ore fa è arrivata la sentenza del giudice che dà ragione al 100% ai sindacati dei comunali, annullando il contratto decentrato. Il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso contro il Comune presentato dai dipendenti di Cafarsetti, dichiarando antisindacale la condotta tenuta dall'amministrazione e annullando il contratto decentrato firmato dal sindaco Luigi Brugnaro con i soli rappresentanti della CISL. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali per un totale di 3.874 euro. Una vittoria su tutta la linea per le organizzazioni sindacali che si erano già espresse contro l'accordo nel referendum autogestito del maggio scorso. Avevamo ragione di avere fiducia nella magistratura, la cosa secondo noi era lampante, il comportamento antisindacale era lampante, il sindaco dovrà imparare che gli accordi si fanno in due non vuol dire lui e la CISL, ma lui e le parti sindacali che rappresentano tutti i lavoratori. Ora l'amministrazione comunale sarà costretta a sedersi nuovamente al tavolo con i sindacati e riaprire la trattativa sul contratto decentrato. Speriamo che da questa vicenda giudiziaria, si augura Mario Ragno della UIL, il sindaco Brugnaro abbia imparato la lezione e inizi a rispettare i rappresentanti dei lavoratori. Certe dichiarazioni non vanno fatte, vanno risparmiate, sempre questa chiusura, sempre questa arroganza, sempre questo denigrare lavoratori, sindacati e quant'altro. Basta, deve finire questa storia, deve cominciare a ragionare. Per l'amore del cielo, ognuno di noi ha mal di pancia, anch'io sedermi al tavolo con lui al mal di pancia. Cosa vuol dire? Non mi interessa, non me lo scelgo io l'interlocutore, lo scelgono i cittadini di questa città e i lavoratori hanno diritto ad avere un contratto e che chi li rappresenta li possa tutelare, punto, niente più. Torniamo alla cronaca con la tragedia che si è consumata nella notte a Malo nel Vicentino. Un 19enne in sella alla sua moto è finito contro un albero, è morto durante il trasporto in ospedale. È
arrivato in ospedale in condizioni disperate, non ce l'ha fatta, tragedia della strada a Malo nell'Alto Vicentino, vittima un ragazzo di 19 anni, Luca Dircetti, che nella notte è spirato all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il giovane stava percorrendo strada proa quando il mezzo è sbandato, schiantandosi contro il palo di ferro che sostiene un cartello della segnaletica. Ai soccorritori del 118 le condizioni sono apparse subito gravissime, l'hanno trasportato in ospedale dove dopo circa 2 ore il suo cuore si è fermato. Rilievi dell'incidente affidati ai carabinieri di Schio. Ed ora nel Bellunese con 2 minorenni, 2 quindicenni che sono stati denunciati per aver compiuto una spaccata nel bar del paese. Il brivido del proibito, l'ebbrezza di fare qualcosa di vietato, questo probabilmente ha spinto 2 quindicenni, un bellunese e un turista lombardo, a portare a segno una spaccata nel bar di Dosoledo, frazione di Comelico Superiore, dove nella notte tra sabato e domenica era in corso una festa di chiusura della maratona ciclistica della Pedalonga. I giovanissimi probabilmente avevano già pianificato il piano, visto che si erano muniti di 2 piedi di porco, un cacciavite e un martello. Prima hanno cercato invano di forzare la porta blindata del locale, poi hanno preferito spaccare il vetro di una finestra. All'interno hanno arraffato quanto più possibile contanti, superalcolici, tabacco, gomme da masticare e una quindicina di accendini per un valore complessivo di circa 300 euro. Il rumore però provocato dalla spaccata non è passato inosservato e ha attirato l'attenzione di un residente che ha chiamato i carabinieri. Una pattuglia di Santo Stefano di Cadore era infatti già nelle vicinanze per uno dei consueti servizi di controllo e si è subito messa sulle tracce dei responsabili. All'altezza del cimitero i militari hanno visto dei movimenti sospetti. Si trattava proprio dei 2 minorenni che, portati in stazione, hanno consegnato la refurtiva. Nel frattempo sono arrivati anche i genitori che hanno assicurato al titolare del bar, al quale è stata consegnata tutta la merce, che provvederanno al pagamento dei danni che ammontano a circa 2.000 euro. Per i ragazzini è scattata una denuncia in stato di libertà per furto aggravato. Un escursionista di 65 anni di Belluno ha perso la vita stamane mentre insieme a 2 amici si trovava al bivacco Cadore in Valle Stalata sotto i campanili di Popera. Dopo aver completato la ferrata a Roghel, l'uomo colto da malore è stato soccorso dai medici del SUEM che hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. I 2 amici sono stati accompagnati a valle sotto shock. E sono ore di apprensione per la famiglia di una 19enne padovana di Albignasego scomparsa da sabato. Era andata al mare con il fidanzatino. Da sabato non si hanno più notizie di una 19enne di Albignasego che è sparita nel nulla. La ragazza era uscita di casa per andare a Sottomarina con il fidanzato e da quel giorno i 2 hanno fatto perdere le loro tracce. Su Facebook la sorella della giovane ha lanciato un appello. La ragazza si chiama Martina Volpin. Non sappiamo dove sia e se sta bene. Doveva rientrare domenica sera e da sabato pomeriggio il telefono risulta staccato. Vi prego, se sabato qualcuno l'ha vista a Padova, chiami i carabinieri di Albignasego, scrive la sorella Stefania in ansia. La ragazza sabato era stata accompagnata a Lione alla fermata dell'autobus, poi ha detto che sarebbe andata al mare, ma da quel momento ha spento il cellulare. Lunedì pomeriggio la mamma del fidanzato ha ricevuto una telefonata dalla ragazza dicendo che volevano essere lasciati soli. Sicurezza a bordo degli autobus MOM nella Marca Trevigiana e in arrivo i vigilantes per arginare i sempre più frequenti episodi violenti a bordo dei mezzi pubblici. I recenti fatti successi agli autisti di MOM ci hanno portato a decidere di intervenire in maniera importante sul discorso della sicurezza. Faremo sicuramente gli interventi mirati. MOM ha deciso di dire basta ai sempre più frequenti episodi di disturbo a bordo degli autobus che spesso sfociano in veri e propri atti di violenza. Il Consiglio di amministrazione ha già deliberato di fare questo tipo di intervento. Saranno interventi relativi a impiego di personale privato come vigilantes. A tutela degli autisti e dei passeggeri dunque saliranno a bordo dei mezzi MOM vigilantes professionisti dotati di strumenti di dissuasione. Abbiamo deciso di dare un segnale visibile, aggiunge il presidente Colladonna, che chiarisce subito poi come si tratti di azioni di deterrenza e che rimane fondamentale la collaborazione con le forze dell'ordine. La volontà è quella di concretizzare questo prima dell'inizio dell'anno scolastico. Intanto a partire da questo fine settimana i 10 controllori MOM saranno dotati di una app installata sugli smartphone di servizio che consente il rilevamento e l'attivazione di procedure di emergenza in caso di aggressione.
E adesso la biciclettata in autostrada lungo la A4 per sostenere il poliziotto sospeso dal servizio per aver insultato un migrante che girava proprio in bicicletta lungo l'autostrada sulla Torino-Bardonecchia. Ecco come finirà l'Italia, tutti su una graziella in autostrada a comandare. Ecco a te, Roby Bar, voi che amate la Boldrini. Per questo video, che è mortale, un immigrato in bici in autostrada, diventato virale sui social, il poliziotto che ha girato le immagini e di cui sullo sfondo si sente l'audio è stato sospeso dal servizio con lo stipendio dimezzato e con il fascicolo a suo carico giunto in procura a Torino per valutare i reati a suo carico. Accusato infatti di frasi razziste e attacchi alla Boldrini, il poliziotto, 46 anni, padre di 3 figli, sta ricevendo in questi giorni grande sostegno e solidarietà da tutta Italia per un'iniziativa partita quasi per scherzo proprio da qui, dal Veneto, una biciclettata in autostrada, visto che il problema è nato da qui, ma stavolta a casa nostra, lungo la A4, con la pedalata da Padova a Venezia a sostegno della gente in questione, idea nata da un'intuizione di Matteo Stocco, 38 anni, di Vigonza. L'idea della pedalata è nata da una cosa goliardica nata su Facebook e ad oggi abbiamo un riscontro veramente positivo, quasi 3.000 persone che ci stanno seguendo hanno messo la loro partecipazione, quasi 8.000 persone interessate e più di 3.000 condivisioni in tutta Italia, quindi una cosa magnifica nata così per scherzo. La biciclettata, che ha ricevuto pure il sostegno di diversi politici, tra cui quello di Matteo Salvini, prevista per il prossimo 16 settembre. All'andata prenderemo l'autostrada, speriamo, al ritorno faremo la Riviera del Brenta e quindi vi aspettiamo veramente in tantissimi, perché questa è la vera occasione per scendere in piazza come popolo e dire quello che dobbiamo dire. Shock in ospedale a Padova per la comparsa di un topo in pediatria e il sindaco Giordani dice bisogna attendere dopo l'estate per riaprire la discussione sul nuovo ospedale. Quanto ci vorrà per decidere sul nuovo ospedale? Di pediatria non lo so, il nuovo ospedale vedremo dopo le vacanze. Un sindaco che rimanda i problemi a dopo l'estate e intanto a farne le spese sono i bambini. Sergio Giordani risponde così sul nuovo ospedale, una questione urgente ancor più dopo quanto è accaduto in pediatria nelle scorse ore. Un topo è caduto dal soffitto della terapia intensiva pediatrica padovana ed è finito tra le strumentazioni e i macchinari che tengono in vita i bambini ricoverati. Un luogo che dovrebbe essere il posto più sicuro dal punto di vista igienico e invece lunedì mattina in una stanza della palazzina di pediatria ha fatto la sua comparsa un ratto che dopo essere caduto dal controsoffitto è corso via fuggendo tra i letti al secondo piano. Solo nel tardo pomeriggio il personale è riuscito finalmente a catturare il roditore. La direzione dell'azienda ospedaliera ora chiuderà l'intero reparto per risanare gli ambienti e garantire la sicurezza dei piccoli pazienti, sicurezza che dovrebbe essere scontata in un ambiente come quello della pediatria, ma purtroppo non è così. I 10 letti di terapia intensiva pediatrica verranno presto spostati al secondo piano della clinica ginecologica e ostetrica in una sala operatoria già pronta ad accoglierli. Un ulteriore disagio per i bimbi malati. Per di più si teme che il topo non sia l'unico esemplare presente nella palazzina che risale agli anni 50. L'area deve essere bonificata al più presto. Intanto a farne le spese sono ancora una volta i piccoli pazienti che sono in attesa da troppo tempo di un edificio adeguato. La politica latita e le scelte vengono rimandate a partire dal sindaco Giordani che dice di volersi occupare della questione del nuovo ospedale solo dopo l'estate. Per la nuova pediatria nello stabile di pneumologia sono già stati stanziati 50 milioni di euro. La realizzazione però è prevista entro la fine del 2020. Abbiamo parlato in apertura del TG del caldo intenso, l'esperto aveva annunciato, visto proprio le temperature tropicali possibili, violenti acquazzoni. Ebbene nel Bellunese c'è stato un violento nubifragio con una pioggia intensa, grandine e vento, si registrano allagamenti e la caduta di diverse piante. In mezz'ora il termometro in città è sceso dai 34 ai 22 gradi.
Ed ora l'esposto presentato dall'Empa di Treviso in procura, un intero scatolone di esposti contro un fenomeno, dicono i volontari, rimasto fin troppo nell'ombra, ovvero quello dell'abbandono dei gatti. Eccoli i rappresentanti dell'Empa all'arrivo questa mattina a Palazzo di Giustizia a Treviso per depositare un intero scatolone di esposti contro l'abbandono di centinaia di gattini. Sono 131 gli esposti e quindi ne sono stati fatti 131 perché le circostanze di luogo, di tempo e anche gli episodi sono notevolmente diversi gli uni dagli altri, e può darsi che in conseguenza di questo non ci sta soltanto l'abbandono di gatti, ma ci sta un vero e proprio maltrattamento di animali, il che è un reato particolarmente grave e abbastanza serio. Numeri da capogiro, noi ne abbiamo qui 300, ma siamo già arrivati a 334 e da qui a fine anno chissà quanto e dove arriveremo. Naturalmente ai nostri numeri si sommano i numeri delle altre associazioni, dei privati, di chi li raccoglie perché li trova ma non rimane poi traccia, quindi veramente sono numeri che è giusto e doveroso che noi li rendiamo pubblici. La soluzione banale ma onerosa è la sterilizzazione dei gatti, che costa mediamente 100-120 euro. Da qui l'appello a enti pubblici e ordine dei veterinari lanciato dall'Empa. Non semplicemente per i gatti di proprietà, in questo caso dovrebbe essere garantito un costo agevolato, dovrebbe essere garantita la sterilizzazione gratuita anche dei gatti randagi trovatelli, quelli che troviamo noi, come accade attualmente per i cani che vengono accalappiati sul territorio. Voltiamo pagina, credevano fosse uno scherzo, invece è tutto vero. A Caorle ieri sera il Superenalotto ha portato la cifra record di 77,7 milioni di euro, la quarta vincita più alta di sempre. Nella località presa d'assalto in questa stagione dai turisti, ora è come sempre caccia al fortunato. È lei signora, è lei? No, guardi, c'è il punto di domanda, non si sa. Da ieri sera qui alla ricevitoria di Viale Santa Margherita Caorle è una festa continua. Complimenti, foto, selfie e soprattutto gossip. Chi sarà il misterioso neomilionario? Io non voglio neanche averli qui i soldi. Non vorrebbe averli? La faccio i soldi. È una bella sfortuna, dice. Non saprei neanche quanti sono, a dire il vero, non so neanche quantificarli. 77.700.000 erotti. Ecco, molti in questo momento si accontenterebbero anche degli erotti. Viaggerei tantissimo. Sì, perché e poi finirei di pagare il mutuo. All'inizio si pensava uno scherzo, una bufala come tante che girano, poi mi sono accertata nel bollettino ufficiale e c'è stata la vincita. Sospetti adesso? È impossibile, con tutta sta gente che gira è impossibile. 1 8 28 54 82 90, numero Jolly 5, Superstar 25. La sestina dei sogni al Superenalotto è questa. Ed ecco la dea bendata che ha venduto il tagliando da appena 4,50 euro. Sono contenta di aver fatto vincere questa persona. Spero che sappia utilizzare i soldi in modo proficuo, aiutando sia se stesso che anche altra gente. Dai brindisi di ieri sera al via vai di oggi. Da ieri sera un via vai continuo, fanno foto, c'è un po' di confusione anche da parte nostra, devo essere sincera, perché comunque per noi la vita va avanti normalmente. Visto che è la dea della fortuna, vuole lasciare l'indirizzo a questa persona? No, se vuole mandare qualcosa, anche solo come segno di riconoscimento, lo mandi pure qui in negozio. Vi ricordo l'appuntamento con gli approfondimenti di Antenna 3, torna puntuale questa sera 20:10, ospiti in studio il vice sindaco di Treviso Roberto Grigoletto e Riccardo Barbisan, consigliere regionale della Lega Nord. Vi ricordo poi naturalmente la nostra rubrica, lo dico ad antenna, per segnalarci problemi o disservizi che non riuscite a risolvere da soli. Potete inviare le vostre segnalazioni via SMS o WhatsApp al 351 17 55 340 oppure scrivere una mail a redazione@antenna3.it e ancora lasciando un messaggio in segreteria telefonica. Il numero lo vedete allo 0422 02 30 898. E ora vediamo che tempo farà sulla nostra regione per le prossime ore.
Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. L'anticiclone Lucifero regna sull'Italia portando tanto sole ma facendoci anche assaggiare l'inferno con un clima che continuerà ad essere davvero molto caldo e sarà così fino alla fine della settimana, poi già da domenica aspettiamoci qualche temporale sulle nostre regioni. Vediamo intanto il dettaglio del 3 agosto. Sul Veneto bel tempo soleggiato su tutta la regione, possibili soltanto un po' di nubi alte sparse sulle Alpi ma saranno del tutto innocue. Diamo uno sguardo alle temperature, farà un caldo eccezionale come anticipato, mai come ora, temperature massime tra i 33 e i 40 gradi ma punte anche di 41 gradi circa, minime intorno ai 22-24 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia, altra giornata di sole e di gran caldo ovunque, poche nubi sparse al massimo. Farà molto caldo con temperature massime previste tra i 34 e i 38 gradi, minime sui 24-25 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sole e bel tempo, salvo un po' più di nubi sparse sulle Alpi di confine e anche con isolati temporali. Anche sulla nostra regione farà molto caldo con temperature massime attese in valle sui 36-39 gradi, minime intorno ai 19-20 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli e sudorientali. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci! Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia.